Buonasera, grazie. Io ovviamente non posso fare un intervento politico, ma mi limito a dire che si sta lavorando su questi argomenti. Non saremo impreparati, nel senso che noi siamo una piccola officina di produzione, cioè produttori e consumatori di normativa, e quindi si cercherà di, già da tempo, ne approfitto per salutare il professor Luigi Osti, che sa quanto comunque noi lavoriamo per fare qualcosa di innovativo. Io volevo, un anno e mezzo fa in questa sala, proprio in questa sala, c'era il professor Salzano, un intervento di Italia Nostra, avevo decretato la fine dei metri cubi, che era già avviata. A distanza di un anno mi pare che sia ormai assodato che il futuro è nell'esistente. Non dico io, mi pare che sia emerso. La settimana scorsa era un convegno internazionale sulla rigenerazione urbana e il Bellicini del Cresme, che è sempre molto bravo a mostrare i dati, ha fatto vedere come il mercato esistente mantiene in questo momento in vita le imprese. E mi è piaciuto lo spunto del professor Gaffè, perché ha tirato fuori 2 o 3 cose, a parte gli incentivi e di come si regge il mercato, sul fatto dei PAT. È evidente che i PAT che si reggevano su delle gambe che erano gli accordi di programma in questo momento devono essere ripensati. E tolti gli accordi di programma, che cosa resta di un PAT? Poco. Tant'è che, ma ve lo può dire anche il commissario regionale Fabris, bisogna interrogarsi se in questo momento la legge regionale 11, come è strutturata, ha ancora senso, se il piano di assetto del territorio ha ancora senso in questa maniera. Perché nessun piano di assetto del territorio è a volumetria zero? Perché si reggeva sugli accordi di programma, sulla superficie trasformabile. Ora, ci sarebbe lo strumento di riequilibrio, ed è quello dei crediti edilizi, cioè l'idea di spostare volumetria esistente da una parte all'altra è qualcosa che è ancora visto con diffidenza. Noi tra l'altro come ordine architetti poco prima questa primavera abbiamo organizzato un convegno in provincia per cercare di far digerire questa difficile materia, che in realtà è uno strumento innovativo e potrebbe consentire di, mantenendo la stessa volumetria sul territorio, risolvere dei problemi. Ora, sono problemi complessi, si parlava, Mauro Giolo si spaventa, dice: come facciamo a spostare un condominio di 20 anziani e ristrutturarlo? Esattamente come si faceva per il piano di lottizzazione, che il bravo geometra metteva d'accordo 50 proprietari andando a cercarli anche in Svizzera. Il ragionamento è lo stesso. C'è un altro ragionamento che noi facciamo anche tra di noi architetti, è per esempio le cubature del centro storico. Sono cubature sprecate, cioè ci sono delle vie in cui abitano 20 anziani in appartamenti di 200 metri cubi, cioè questa volumetria. Perché è così? Si può fare qualcosa? Lo strumento del credito edilizio è uno strumento che in realtà è rallentato, perché tutti si procede sul piano di assetto del territorio, e invece dovrebbe essere applicato. Mi dispiace che nella legge del piano casa, a cui comunque qualche contributo anche personale nella seconda versione mi sono permesso di dare, è mancato questo coraggio di introdurre anche questa cosa. Ci ha pensato poi il governo con questa gamba attesa del decreto sviluppo, in cui ha messo una norma di cui nessuno si è accorto, ma che in realtà sarebbe già operativa, che però è una norma che interviene sull'esistente, attenzione, quindi non è una norma che crea metri cubi. Quindi gli strumenti per le amministrazioni ci sono. Adesso si tratterà di capire un po' la regione, mi dispiace che sia andata via il consigliere Puppato. Un appunto faccio comunque: il virtuosismo di tutti i comuni c'è, perché non credo che ci sia un comune che non stia lavorando a fare un regolamento energetico, a modificarsi le norme, a cercare di dare una risposta a tempi che l'urbanistica non riesce a dare, perché ovviamente ci sono dei passaggi politici, invece i tempi non sono quelli
necessari chiesti dal mercato. Io credo che tutti stiano lavorando in questo senso, qualsiasi amministratore non possa privarsi degli oneri, è stato detto, questo è evidente. Anche noi stiamo cercando di studiare degli incentivi, quelli che ci dà per esempio la legge regionale 4 del protocollo ITA, che si parlava del metadistretto, sono comunque ancora incentivi premiali di volumetria. Allora, però, non so, il metro cubo in questo momento è ancora un premio, ancora un interesse, bisogna cambiare questo tipo di mentalità. Ci possono essere altri tipi di premi che non siano lo scomputo degli oneri, sì, certamente può essere questo, però dobbiamo capire un attimo come rimettere in moto questa cosa. Nel frattempo l'efficienza energetica è indiscutibile, cioè non credo che potremmo fare un nuovo regolamento di vecchio tipo, ormai siamo chiaramente orientati verso questa cosa. Ci vorrà, io spero più velocemente possibile, insomma, gli strumenti ci sono, spero che anche da parte degli imprenditori, vedo Mauro Giolo, ma credo che i tavoli su cui trattare siano diversi, insomma, i presupposti siano diversi. La Regione, un ultimo appunto, devo dirlo, sull'aspetto edilizio ha diversi anni di arretratezza, mentre si è dato da fare sull'aspetto urbanistico e riforma urbanistica, la legge edilizia, c'era una base di legge sulla qualità architettonica che come architetti ci interessava molto ed è stata lasciata nel cassetto. C'è una legge sulla sostenibilità edilizia che ha creato il protocollo Itaca, ma anche queste sono linee guida. Mi pare che ci sia questa lacuna da tempo su cui bisognerebbe lavorare, quindi credo che i prossimi mesi saranno fondamentali. Noi, adesso io non parlo come amministrazione, ovviamente parlo come uffici, cercheremo di mettere a punto il meglio per quelli che saranno gli scenari futuri. Ovviamente il rapporto con tutte le associazioni è buono, anzi cerchiamo di fare squadra. Io mi auguro che anche un ruolo della provincia, in cui io personalmente credo, perché credo che Rovigo con 200.000 abitanti sia, con una provincia autorevole e supportata tecnicamente, possa essere un lavoro di squadra interessante. Il sogno di avere, non dico un unico regolamento edilizio, però ci si potrebbe arrivare, non sia poi così lontano. 200.000 abitanti sono più o meno un quartiere di Roma, insomma, voglio dire, bisogna superare le differenze e magari guardare il comune capoluogo un po' come, non dico, non è che vogliamo essere i primi della classe, però magari cercare di mettersi al lavoro e credo che in Polesine sia possibile. Grazie.